per Prima il Veneto Paolo Pizzolato. Buonasera direttore, buonasera telespettatori. Grazie. Cerchiamo di capire un po' come sta andando l'economia e qual è la realtà delle cose, perché appunto dicevo Alberto De Franceschi, tributarista, sa benissimo quelle che sono, ha un barometro importantissimo, no? Quello che hanno anche i commercialisti per capire dove stanno andando, come stanno andando le cose. Quando poi dici che darai i mutui per le prime case, ma queste prime case costano un occhio della testa e per cui le banche dicono guarda o ti compri lo sgabuzzino oppure la prima casa devi venire qua col papino che firma qualcosa, lì abbiamo sicuramente un esponente delle banche che le può dire qualcosa in merito. Ecco, siamo qui, Pizzolato, mi riferisco a lui esattamente. Ciao Pizzolato. Ecco, siamo su sti livelli e dall'altra parte, sempre perché c'ho Pizzolato in studio, quindi vorrei grandi lumi sulla tassazione degli extra profitti delle banche e sulla tassazione degli extra profitti delle imprese energivore che dovevano arrivare in Italia a milioni di miliardi di tassazione. Paolo Pizzolato, visto che era stato chiamato in causa da De Franceschi. Ha parlato bene De Franceschi, oltre ad essere un bravo commercialista, anche un buon amico e ha visto proprio giusto. Io ricordo un mese fa che ero seduto proprio qui a fianco che per scherzo avevo detto consiglierò al mio direttore l'anno prossimo di rinunciare meno utili affinché le banche non vengano più tassate. Effettivamente non è nemmeno servito a questo perché il governo che sembrava andasse a recuperare circa 1,5 miliardi di tassazione delle banche non ha nemmeno rivolto la parola alle banche per poter recuperare questo 1,5 miliardi. Anzi, il 1,5 miliardi è stato recuperato e ve lo dico subito, i pensionati non guardate la busta paga di dicembre perché sapete perfettamente che è compresa della 13ª, guardate quelle di gennaio e febbraio, sono aumentati alcuni importi, quelle da 574 che sono le minime sono aumentate di 4 euro, sono state portate a 5,78, a noi sono già arrivati i tabulati per cui sappiamo perfettamente gli scaglioni e le categorie. Quelle un po' più alte hanno avuto, mi dispiace dirlo, degli abbattimenti. Hanno avuto degli abbattimenti per cui sono stati recuperati con meno introiti da devolvere ai comuni, alle regioni e alle province, quelle che ancora esistono, meno soldi ai pensionati e non so come si faccia a dare meno soldi ai pensionati quando 1 mese e mezzo fa è stato firmato un accordo con l'Ucraina dove è stato versato all'Ucraina 1,4 miliardi per il pagamento delle pensioni ucraine per il 2023 e per il pagamento di tutti gli statali, soprattutto gli insegnanti, per cui la reputo una cosa abbastanza vergognosa, pur sapendo che a quest'Stato tutti devono dare una mano, nessuno pensa mai che in Italia c'è gente che ha iniziato a fare fame. Mi dispiace tantissimo che tanta gente non si renda conto che siamo arrivati a un limite massimo dove ci sono 7 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà e quello che arriva dalla Banca d'Italia e quello che arriva a livello di tabulati, a livello informativo nelle banche è quello che dice veramente qual è la realtà e non tutti quanti i vari proclami che vengono fatti da tante televisioni, che vengono fatti soprattutto sulle televisioni nazionali, per cui il grado di indebitamento del nostro paese è talmente grande che abbiamo dovuto emettere dei nuovi BTP che sono andati ad aumentare il debito pubblico, che tanta gente critica perché non sanno nemmeno se per caso un giorno possono essere rimborsati, perché abbiamo tutti paura adesso che questo sia un discorso che va a finire come quello della Grecia. Mi chiedo in questo momento, è giusto che ci sia questo entusiasmo perché riceviamo soldi dallo Stato, il Salmenoni è venuta qui e ha detto queste cose, io spero che possa mantenere la parola, per cui urrà, siamo tutti felici, però se io guardo la realtà e faccio i conti in tasca alla gente e so guardando il portafoglio quante persone hanno i soldi in tasca o non li hanno, dico che questo paese sta un po' alla volta degradando ed economicamente parlando non è in grado di poter sostenere il peso di un ulteriore fisco che vada ad azzannare sia i privati che le ditte e tutti quelle povere persone che sono costrette a restituire le partite IVA in questo periodo. Allora, adesso voltiamo pagina e parliamo della tragedia di Giulia Cecchettin, della sua famiglia. Vedo Pizzolato è molto colpito rispetto a queste parole e alla vicenda, insomma. Io ho ospitato diversi anni a Vigonovo, fino a pochissimo tempo fa, per cui conosco benissimo il paese e conosco benissimo che la gente di Vigonovo. Io c'ero
alla fiaccolata di domenica sera. Non ho partecipato alla fiaccolata, mi sono tenuto in disparte, volevo vedere la gente. Ed era una cosa impressionante vedere bambini piccoli, bambini in carrozzella e la gente, un 10.000 persone, perché c'erano anche i vostri giornalisti che erano intervenuti. Vedere tutta questa gente che aveva soprattutto una caratteristica: era in silenzio, non diceva nulla. Non diceva nulla, non c'era qualcuno che avesse il coraggio di parlare o di dire una parola. E chi parlava in una maniera talmente sommessa da far spavento. La stessa cosa si è ripetuta il lunedì successivo, perché il lunedì a Vigo Novo c'è mercato e quando incontri qualcuno al mercato ci sono schiamazzi, quello che vende questo, quello che vende quell'altro. C'era un silenzio irreale a Vigo Novo, perché anche la gente che viene da fuori, i commercianti che vengono da fuori, gli ambulanti che vengono da fuori, sapevano perfettamente cosa stava succedendo all'interno del paese, a tutta quella comunità e a tutta quella famiglia. Per cui la cosa impressionante è stato vedere questo silenzio che aiutava anche la famiglia a cercare di fare in maniera che questa cosa possa un po' alla volta calmarsi, perché l'effetto mediatico che è stato fatto su questa cosa è un effetto che è scandaloso. Io ringrazio soprattutto il papà per l'atteggiamento che ha in questo periodo, ma soprattutto la sorella Elena che vuole combattere una sua battaglia personale e che diventerà la sua ragione di vita per tutto il resto della sua vita sicuramente, perché questa cosa non è diversa da tutti gli altri omicidi che ci sono stati. Femminicidio, giustamente prima ho sentito parlare di femminicidio, è una porcheria utilizzare questo termine qui che è stato inventato a livello mediatico alcuni anni fa. Una donna non è una femmina, una donna è una donna, non una femmina, per cui sinceramente non voglio utilizzarlo. Ha ragione Elena che in questo momento bisogna fare il rumore, non stare in silenzio, perché la prefettura ha chiesto il silenzio per cercare di fare le indagini in maniera consona, eccetera, eccetera. Non si può star zitti, non si può più star zitti di fronte a una porcheria del genere, non si può più star zitti. Ha ragione Elena quando dice che probabilmente il Turetta non è un mostro, non è un mostro, è il frutto della società che abbiamo attualmente, è il frutto del post-Covid, dei ragazzi che sono rimasti chiusi dentro casa, che psicologicamente sono labili, che non sanno a chi rivolgersi. Ha ragione quando dice che questi ragazzi giovani vanno valutati e pesati prima di poter andare insieme, prima di poter iniziare a circolare, e ha ragione anche quando dice che probabilmente questa persona potrebbe essere valutata per quello che è, potrebbe essere anche solamente interdetta, eccetera, eccetera, e come abbiamo sentito prima potrebbe correre il rischio di non prendere l'ergastolo, ma di prendere 30 anni. Vi ricordo che se per caso fosse condannato a 30 anni perché le attenuanti è successo così e poverino era fuori di testa e per lui ha pensato che se non poteva essere sua, non poteva essere di nessun altro, guardate che rischia di fare 12 anni di carcere, perché con tutto quello che ci sono. Prima hanno detto che un mese fa è stato messo agli arresti domiciliari una persona che aveva ucciso pochi di anni fa una persona con 57 coltellate. È vero, è stato messo agli arresti domiciliari da parte del giudice che aveva paura potesse morire in carcere. Ma signor giudice, se per caso quello moriva in carcere, pensa che a noi sarebbe dispiaciuto? Sarebbe dispiaciuto? E poi dico anche l'ultima cosa, che è la cosa più che lascia stupefatto. Intanto non mi è andato giù la manifestazione di Padova dove i ragazzi hanno detto per te bruceremo tutto, per te spaccheremo tutto. Non si spacca e non si brucia in questa maniera qui, si aiuta la gente, si fa capannello, si fa gruppo, si cerca di fare in maniera di aiutare anche gli adulti che certe volte non vi capiscono. Però quella cosa che non mi va giù è che in questi giorni si sta creando un clan che sono le tose di Filippo, per aiutare Filippo, cioè è una cosa pazzesca. Mi sembra di vedere anni fa, che tanti giorni non lo ricordano, si andava in discoteca e c'erano i ragazzi con la maglietta con scritto Forza Pietro Maso, dacci dentro. Forse i ragazzi giovani non ricordano Pietro Maso, ma vadano a guardarsi il pregresso, allora possono capire che queste cose non devono più accadere.